Noi siamo fatti così come due gocce d'acqua, gocce cadute dal cielo in un mare d'amore. E noi ci amiamo così come due gocce d'acqua, unite insieme nel calice d'un rosso fiore. Noi ci troviamo perduti in un mare d'amore. La nostra storia inizia a Bologna, la dotta, grassa, simpatica e cordiale città delle due torri, del Nettuno, dei tortellini, ma non tutti sanno che un'altra specialità di Bologna sono le corse al trotto all'Arcoveggio. Oggi è una bella giornata e all'Arcoveggio c'è tutta Bologna. Quanta gente, quanti tipi, sembrano tutti contenti. Non gioco più. Anche questo gruppetto non sembra essere infelice. Io tengo una notizia straordinaria. Giocate pallina. Pallina? Arriva prima, io lo so. Se no è finita. Pallina. Pallina. Arrivederci. Grazie. Ci vediamo dopo. Quel giocatore è Auguri. proprio fortunato. Il gobbetto gli ha dato il nome del cavallo vincente. Beato lui. Ecco un signore che non viene alle corse per interesse, ma per puro divertimento. Egli infatti non gioca, ma si contenta di guardare le belle donne. Questo poverino invece non si cura di belle signore. La fame che lo tormenta gli fa girare la testa. Signore, buongiorno. Notizie di scuderia. Giocate sciacallo. Piazzato? Piazzata. Arriva prima, io lo so. Se no è finita, caro signore. Grazie. Auguri, sciacallo. Grazie. Ci vediamo dopo. Buongiorno. Ehi, chi vince? Chi vince? Gerico. Sei sicuro? E se non arriva prima lui, chi deve arrivare? Io lo so, i suoi di scuderia. E come può essere che in questa corsa vincano Gerico, Pallina e Sciacallo? È chiaro, comunque vada la corsa, il gobbetto un premio lo vincerà sempre. Ma attento a quest'uomo che ti guarda, è un uomo in borghese ma ha l'anima in uniforme da brigadiere. Attento, il brigadiere d'Italia ti guarda. Brigadiere. E questo è il barone Ropelli, lo conoscono tutti a Bologna. Ha avuto un passato splendido, ma in compenso ha un futuro piuttosto oscuro. È andato allegramente in rovina, ma non lo sa o non lo vuol sapere. Sua figlia Lisetta non riuscirà mai a fargli capire che si trovano sull'orlo della miseria. Puntate tutto su Lisetta. Lisetta? Giocate Lisetta. Ah, è cavallo! Arriva prima, io lo so. Vabbè, grazie. Ci vediamo dopo. Naturalmente. Barone, Arrivederci. signorina. Buongiorno. Ma no, papà, no. E perché? Un cavallo che porta il tuo nome non può che vincere di sicuro. No, 1000 lire. Ma papà, sono le ultime. Vabbè, non è la prima volta che con le ultime 1000 lire mi sono fatti i primi milioni della nuova serie. Andiamo a giocare, vieni. Ma questo si sente male. Ma questo sta scanendo. Ladro. Poverino, si sente male. Non ce la fa. Pure la mania è troppo, la fate indigestione. Indigestione. Signori, lo so io che cos'è quest'uomo. Quest'uomo ha fame.
Sono 10 giorni che non mangia. Ma perché? Lei lo conosce? No, ma conosco il viso della fame. Su, tiratela su. Coraggio. Dove sono? Sei ancora vivo, giovanotto? Quanti giorni è che non mangi? 20. È una vergogna! Non ha colpa me, ne ho colpa io. Ne ha colpa lei. Lei, tutti ne abbiamo colpa. È la società che permette simili sconci. E poi mi si viene a parlare di riforme sociali. Io mi vergogno di essere vestito così. Signori, non è un obolo, è una giusta riparazione. Io do 100, 200, 500. Gli altri facciano quello che credono. Grazie. Grazie. Anche tu hai diritto alla vita. Grazie. Statale. Grazie. I cavalli hanno avuto una meravigliosa partenza. Sciacallo conduce a forte andatura. Ma ecco Lisetta che con regolarità migliora la propria posizione. È in testa! Tutti fissano questo meraviglioso puro sangue. Tutti guardano Lisetta. Tutti guardano Lisetta, meno il commendator Garlandi, che guarda un'altra Lisetta. Lisetta non è particolarmente carina, ma è giovane, simpatica e soprattutto gli ha detto di no. Il commendator Garlandi è un uomo che si è fatto da sé, crede che con il denaro si possa ottenere tutto ciò che gli piace. E Lisetta gli piace molto. Lo sapevo, con quel nome meraviglioso. Che magnifica cavallina. Abbiamo vinto! No, papà, non abbiamo giocato. Ah, già lo so, ma non importa. Maru, è arrivata prima Lisetta. Lo so, l'ho vista. Volete dare qualche cosa al povero Gobbetto per fortuna? Volentieri, ma non ho giocato. Non avete giocato? Ma gli tenevo solamente 1000 lire. Quel disgraziato lì, mi capite? Sveniva di fame e glielo date. Disgraziato. Quelli ci campa facendo finta di morire di fame. Ah, sì? Beh, non fa niente. Ne tiene un altro, un bel cavallo sicuro. No, adesso non ve lo do più. Beh, non importa. Tanto non avrei il denaro per puntare. Barone, permetta, io non so, ma se posso esserle utile, senza complimenti. No, sono a sua disposizione. grazie, commendatore, Proprio- grazie. Siete uno dei pochi a cui non devo del denaro. Fa piacere avere una persona con la quale si può parlare così tranquillamente. Baronessina, buongiorno. Ma che succede? Pure Sartre mi saluta. Ma che? Saluta? Ma è un miracolo, tutti mi salutano. Voi vedete che quel disgraziato è peggiorato? Sì? Ma sì, l'Alderghi Bertinelli. L'onorevole? Eh sì, quello sta sempre per morire, non muore mai. Beh, ma che c'entra? Beh, io sono il secondo nella lista elettorale. Se muore lui, automaticamente io divento deputato. Appena sta un po' peggio, gli va sulla febbre, gli mandano sull'ossigeno, tutti mi salutano. Quando sta meglio, si piglia un brodino, fa 2 passi, lo vedono da Zanarini, nessuno mi saluta più. Segui, signor Barone. Saluto. Io l'ho detto che questo è un miracolo. Può vedere che quello è morto? No, da oggi in poi tutti la saluteranno come ai tempi migliori. Davvero? Allora vuol dire che San Gennaro ha pagato tutti i debiti miei. Beh, veramente non è stato proprio San Gennaro, è vero? E chi è stato? È un mistero, è un piccolo mistero. Associata 101, Duplice 64. Quanto abbiamo fatto? 3755. Sì? Sì. 3855. Non l'ho visti questi. Ah, non l'hai visto? In tutti i modi sono sempre pochi. Chiaro? È colpa mia se la bontà umana è in ribasso. Sì, è colpa tua che non sai recitare. E poi dico io che esagerazione. Io ho detto ben chiaro, signori, questo giovanotto sono 10 giorni che non mangia. Va bene? Ah, dice pure va bene. Poi t'ho chiamato, tiratelo su. E t'ho domandato quanti giorni è che non mangi? Tu te ne esci tomo tomo e dici 20 giorni. È la verità? No, non è vero. Non è vero. No, perché poco, ma te faccio mangiare tutti i giorni. No, non è vero, non mangio mai io. Ah, non mangi? E come ti reggi in piedi? Che sei un fakiro? Sì, sono un fakiro. Ah, sei un fakiro? Sì? Sì. E porta la valigia. E dove andiamo? A mangiare. Dove? A mangiare. Ed inverno la sera viene presto. Stelle al chilometro 1, No, così, sembri un clacson, che c'hai in gola? Come dici? È il greve di Mondi? No, hai un po' le tonsille arrossate. Il dottore mi ha dato di prendere questo. È una porcheria, non serve a niente. È meglio tagliarle, domani mi rammetto e le taglio io. Bravo, ma se me la gattiviteri e tu vai in galera. Dai, faccio 6 di medicina io.
Sesto anno? E allora com'è che continui a fare l'autista? È semplice. Vado in macchina tutto il giorno e con i soldi che mi danno per non andare a piedi prendo il tram e vado all'università a pagare le tasse. Allora domani mattina ti aspetto da me. No, grazie, grazie. Ma che hai paura? Oggi come oggi la chirurgia è l'unico mezzo efficace. Mal di gola, viene tonsille, mal di fegato, via il fegato, mal di testa, Via la ciao. testa, Guida, il tiranno mi chiama. Con te quindi? Eccomi. Che cosa stavate facendo? Dico a voi, che cosa stavate facendo? Una visita. A chi? Al motore della macchina del mio collega. È un caso disperato, prognosi riservata. Sì. Accomodatevi. Piano, Senta. In quanto a voi, io voglio che il mio personale sia sempre a disposizione. Pago bene e voglio essere servito bene. Giustissimo. A casa del barone. Sì, andiamo. Mi fate un po' di posto? Andiamo tutti e tre indietro che sta più caldo. 64, duplice, accoppiata, 470. Mistero. Scusate, caro commendatore, se insisto, per me è un miracolo. È un vero miracolo di San Gennaro. Io non capisco perché la gente mi saluta ancora. Va bene. Adesso le spiego. Caro barone, come lei sa, io mi sono fatto da me, Sì, ho anche una certa posizione, sa, ho affari dappertutto, a Roma, a Milano. Adesso, per esempio, sono qui a Bologna per 20.000 maiali che mi arrivano dalla Jugoslavia e che io non so dove mettere. Beh, insomma, questo non ha importanza. Intendo dire che dove c'è un affare, io, zacca, arrivo. Ora, il mio agente di qui mi ha fatto rilevare con una piccola operazione tutti i suoi debiti. Tenete un agente bravo assai, ma per me non è mica un agente. E quello è un vostro nemico personale. E perché? E rilevare i miei debiti è un affare sballato. Beh, ci sono degli affari che sembrano sballati e che poi invece finiscono bene. Perché puntate anche voi sulla morte del deputato? No, per carità, io non mi occupo di politica. State attento. Scusate, commendatore, lasciatemi capire. Prego. Voi ora sareste il mio unico creditore? Già. E l'avete rilevato proprio tutto, perché so assai. Sì, per la verità sono parecchi. E io quando mi ci metto faccio le cose in grande. Beh, e adesso perché ride così? Mi sta passando un leggiadro pensiero omicida per la testa, perché eliminato voi... Ah, no, sarebbe inutile, perché rimarrebbero le cambiali. Le cambiali, commendatore mio, dal tabaccaio una cambiale da 1 milione, vale 3.000 lire, no? Sì. È così, beh. La firmo io, non vale più niente, manca la lira. Beh, va bene, ma in ogni caso, allora, è meglio strapparle. È vero, Lisetta? No, un momento, commendatore. Allora diventerebbe un debito d'onore e mi toccherebbe pagarlo a qualunque costo, magari facendo un altro debito. Beh, visto che avete fatto un affare tanto sballato, se permettete vi invito a cena. Ma con il massimo piacere. Ma insomma, volete stare attento, che succede oggi? Di solito guida così bene. Giovanotto da Caterina, il piccolo ristorantino. Va bene, signore. Senti, non andiamo qui a mangiare, andiamo un altro posto. Ma dove vuoi mangiare meglio di qui? È il migliore locale di Bologna. Appunto per questo, qui tutti mangiano, tutti s'abbuffano, io devo guardare e soffrire. E devi soffrire, devi fare il morto di fame. Sì, intanto tutti mangi dei bei piatti e ingrassi. E devo ingrassare, io devo fare il signore. Ricorda i patti, io il signore e tu il morto di fame, va bene? Non te va, e non te preoccupare. Io di morti di fame come te, sai quanti ne trovo? Tu prova a trovare un signore come me. Va bene, va bene, va bene. E non ne parliamo più. Sempre così, sempre così. Buonasera, signora Caterina. Ah, buonasera. Oh, eccoli qua. Sempre giù di stomachino, è vero lei? Sempre. Bene, allora mi fanno il piacere e vanno a sedersi di là, perché lui con quella faccia da morto in pariega mi scredita il locale. E va bene, andiamo di là, andiamo di là. Sì, sì, andiamo di là. Vieni, vieni. Tornellini tagliatelle, il cavo Alfonso, Andiamo da là. Che c'è di buono, 2 tortini, quella vera e un fagiano al cartoccio. Bene. Che profumo! Andiamo, mettiti seduto a capo tavola. Caro Alfonso Tortellini, Il brodo? Ma che brodo, asciutti! Con arragò! Con arragò! Però per adulti, Bene. Vediamo per dopo. Petti di pollo con tartufi. Come si mangia male all'estero. Si farà successo, ma si mangia male. Perché io torno da una tournée nel Benelux. Sì. È stato mai lei nel Benelux? No, lui no. No? No.
E ha mai mangiato i petti di pollo con tartufi come li fa la nostra Caterina? Io. No, lui no. E allora si lasci servire. Alfonsone, Un bel petto di pollo con tartufi per il signore. Vabbè, sì. Sì, lo porti. Uno per me. Lui mangia brodo e limone, è un po' giù di stomachino, eh? Sì. Intanto, tieni, mangia questa. Piano. Scusi, lei che è stato nel Benelux, permette che intinga Dove? nel fumo? Il fumo è di tutti. Artista lei, eh? Sì, Di canto. Sì, si vede? Anche loro. Oddio, in un certo senso, anche noi. Varietà. No, facciamo sempre la stessa cosa. Nel varietà. Nel varietà. sì. Io faccio il fakiro. E io il trasformista. Sono mai stati all'estero? No. No, io invece sempre all'estero. Sì. Solamente all'estero mi capiscono. Invece a noi all'estero non ci capirebbero, ci capiscono qua. E in che teatro lavorano qui a Bologna? Alle corse. All'aperto. No, adesso non lavorate più, né all'aperto né al chiuso. Hai capito? Ciao Davide, bentornato. Ma come dico io? Avete le scuole, avete le chiese, avete i mercati, devono venire a sfroccolare il pasticciotto proprio all'ippodromo. Ma che tu sei comprato l'ippodromo? L'ippodromo è zona mia, ci lavoro io all'ippodromo, hai capito? È arrivato il solito napoletano. Solito napoletano, io sono, voi sapete cosa siete? Voi siete dei romanacci invadenti. Senti, lascia perdere Roma, hai Lascia capito? perdere Roma, Sì, lascia perdere Roma. Finiamola, se no qua succede una Roma-Napoli, sai? Una Roma-Napoli! Guarda che t'addrizzo la gobba, Quanto drizza la coppa a me? Sì, è con una mano sola perché con l'altra devo stare attenta a non farmi Quelli invadi il campo, hai capito? Ma lo conoscete il regolamento? Qui non si parla né di politica né di sport. Qui si mangia e basta. E non mi fate arrabbiare perché sennò vi sbatto fuori tutti quanti. Che succede? No, niente, brigadiere, niente. Discutono, poi mi lasciano raffreddare le pietanze e me le rimandano indietro. Proprio a voi devo cercare. Ho l'impressione che andare da Bologna non vi giova, specialmente a questa. Tu svieni troppo spesso. Se fossi in voi cambierei aria. E dove dobbiamo andare? Che so io, a Firenze, a piedi, ma dovete fare? Dove? A Firenze a piedi. A piedi, non fare lo spiritoso. Anzi, tu che fai lo spiritoso, aprimi quella valigia, fammi vedere il contenuto. Ah, perché non lo sa che c'è nella valigia, no? Vai. C'è il cappotto, il cappello, i ferri del mestiere, vabbè. Caccia. Ecco, adesso caccia. Un momento, là. Avanti. Questo è il campionario del mio. Ah, sì? Non fai più il cantante? Pare di no, vende le lamette nel Benelux. No, in Italia, per campare vendo le lamette. E chiode? No, lamette. E chiode? No, idioti, queste sono lamette. Ma fai lo sparatoso di che chiode la valigia? Vabbè, io il toscano non lo capisco. Tutto sparatoso qua. E già che ci siamo, ma tu spicci pure a te. A me? Ti do un consiglio, Levate con sta gobba. È una parola. Sì. Ma per fare contento a voi mi faccio l'operazione, brigadino. Ma dove faccio l'operazione? Come Come sei? non fa per dove pazienza? Ma quale pazienza? Ecco sta gobba. Piano piano, brigadino. Io un poco di maniere, brigadino. La mano si è messa una pagnotta. Quale pagnotto? Quella è una voglia di sopravvivere. La voglia te la faccio entrare a coccia, Ma- te la faccio. Piano. Te la so fatta l'operazione, Ma tieni a me. Sei guarito. Poi con voi ci siamo capiti, Questo mi sembra balsamato. Date a mangiare qualche cosa. State ferma, mangi sempre, ma che c'hai? È il verme solitario, c'hai. Che bella compagnia che abbiamo fatto. Il tenore che vende le lamette. Un gobbo con la gobba smontabile. È un benefattore con un morto di fame appresso. Viva la faccia della sincerità. Porta la bottiglia. Oh, ecco la nostra Caterina. Permessa. Prego. Sentite. Allora, passate a riprendermi tra... No, anzi, aspettatemi qui, va bene? Prego. No, dopo di No, voi. no, no. Siete il mio ospite? Allora c'è la signorina. Ah, sì, basta, sì. Prego. Prego. Grazie. Prego. Buonasera. Ci mettiamo? Anche là. Là, sì, là è meglio. Ecco. Prego. Barone, buonasera. No. Buonasera, commendatore. Avete visto? Ancora delle amicizie non per merito vostro. Quello è il direttore della Banca di Bologna. Sì, lo so, lo conosco. E ancora degli amici. E l'ultima tu, la carta segreta. Lo giocherò all'ultimo momento. Bravo. Quanto è bello, Caterina, è arrivato il barone con la sua figliola e un altro signore. Ma che? Poi.
Porta anche gli invitati. Beh, speriamo paghi lui per tutti. Allora, vediamo cosa si mangia, eh? Un momento, ecco qua la nostra grande Caterina. Buonasera. Buonasera, senti, sei in grado di servire un banchetto per 600 persone? Ma dove? Qua? Ma quando? Subito. Beh, il barone vuol scherzare, ma io non ho mica tempo da perdere, sai, io ho molto da fare. No, non scherzo, vedi, questo signore vale 600 clienti. No, Sì, perché è così, da barone, questo non è no, un tavolo, questa è una tavolata con 602 clienti. Ma papà. Insomma, se non accontenti questo signore tu perdi 600 clienti. Lisetta, senta, mi consigli un po' lei, veda cosa c'è di buono, Permette, Sirena Lisette, guardi, io con i personaggi importanti ci penso io. Dunque, io ci preparo 3 bei tortini alla primavera che sono una mia specialità, Benissimo. una creazione, con i piselini di stagione. Freschi, eh? Oh, beh, ma scherzerà, eh? Già, portiamo via questi fiori che danno fastidio. Grazie. Ah, 5 minuti perché vanno nel forno, Sì. solo 5 minuti, Vabbè. con permesso. Prego. Oh, allora noi in questi 5 minuti facciamo il nostro programmino. Io sono un organizzatore formidabile, state a sentire. Dunque, questa sera ce ne andiamo tutti in automobile a Milano. Poi domani in giornata voi fate quello che volete perché io mi devo occupare dei miei 20.000 maiali fermi a Rovigo. Un treno intero fermo su un binario morto. Cosa c'è di più triste di un binario morto pieno di maiali vivi? Un binario vivo pieno di maiali morti. Beh, poi la sera, dunque, domani sera ce ne andiamo a teatro. Ah, sì, bene. teatro, E andiamo a vedere la bandissima. Magnifico. E finiamo la serata al Chemois. A casa vostra. No, il locale è mio, ma io non ci abito. È il locale più elegante di Milano, dove debutta Carmen Miranda. Ah, interessante. Chemois. Ma dica un po', commendatore, a Chemois non canta anche Gioia Kelly? Sì, credo. E dopodomani, tutti aggallarate nella mia villa, dove io ho preparato una modesta sorpresa. Va bene? Oddio, come organizzatore non c'è niente da dire, però c'è un piccolo particolare. Io non mi muovo da Bologna. Oh. Ho troppo viaggiato, commendatore amico. Oh, che peccato, sì, ma lei, sì, è vero, signorina Lisetta, viene, eh? Io? Eh sì, lo ha promesso. Ma io domani veramente devo dare un esame. Ma come proprio domani? Esame di che? Medicina legale. Oh, per bacco, ma questo cambia tutto, allora, Mi dispiace. No, niente di male, adesso provvediamo. Sì, ecco fatto. Io vi lascio qui la mia automobile con l'autista e parto con il treno stanotte a mezzanotte. Vuol dire che dopodomani, quando la signorina ha passato l'esame, prende la macchina e viene direttamente a Gallarate, va bene? E, caro barone, anche lei se cambia idea, No, viene io a Gallarate. non cambio idea. No, può darsi che cambia idea. Siamo d'accordo, non ne parliamo più, Anzi, la mia roba, cameriere, subito. Anzi, sapete cosa faccio? Ma io parto adesso, col rapido delle 20:30. Sì, mangio in treno, è meglio. Sì, fate bene, mangiate in treno, è meglio, Sì, è sì, meglio. sì. Oh, signorina Lisetta, guardi, le volevo dire che la sorpresa nella mia villa riguarda soltanto lei, esclusivamente lei. Degli altri non me ne importa niente, Ragion per cui, quando lei ha fatto, prende la macchina e viene a Gallarate. Oppure mi rimanda la macchina, oppure se la tiene, oppure se la vende, faccia quello che vuole, lei è la padrona, Arrivederci. Arrivederci, che io scappo, È proprio un vero signore. Ma papà, è un uomo che si è fatto da sé. Si poteva fare meno capone. Cosa c'è? Grazie. Quel signore che era col barone non lo vuole, è andato via, dice che mangia in treno. Cosa ha detto? Sì, il barone dice che in treno si mangia meglio. Ha detto che in treno si mangia meglio? Proprio così? E mi rimandi indietro il mio tortino primavera? Ma una roba compagna non è mai successa. È il colmo, è il colmo. Senta che profumino che c'ha questo tortino. Ecco, e lui ha il coraggio di rimandarlo indietro, capisce? Signora, non se la prenda, me lo mangio io. No, lui acqua calda e limone, deve digerire il grissino. Sì, ma non finisce mica così, Per il barone 2 quarti di pollo, una coscia e un petto, una spinaci e una pisellina di stagione. Bene. Niente, digli quel morto di fame che si vuol mangiare i pisellini di stagione, se li va a mangiare in treno col suo amico. E se vuole restare che paghi. Sono 2 anni che gli faccio credito al signor barone dei miei stivali. Non che vada a mangiare alle cucine economiche, però li deve pagare volta per volta se Dio vuole. Non gli danno mica da mangiare a sbaffo come quella cretina di Caterina. No! È il colmo, il colmo. Qui c'è passato mezzo mondo. Laga Khan, Leon Blum, Greta Garbo, Guglielmo Marconi, Carnera, Mussolini, insomma tutti entusiasti. Nessuno ha mai trovato niente da ridire. Lo mando via adesso. Lo mando via. No, Caterina, presa, Non mi contraddire. Anzi, adesso vai tu stesso là e lo mandi via. Io? Sì. Come da fare a dirle in mezzo a tutte quelle gente? Ma diglielo come ti pare, ma mandalo via. Insomma, vai. Signor barone, sono venuto a prenderla per accompagnarla a casa. No, grazie. Scusi, cosa è successo? Niente, preferiamo andare a casa a piedi.
Cosa hanno fatto il barone? Beh, sta dalla signora Caterina che ci ha fatto una figura. Non glielo dovevo fare, ma caro te, mi ha rimandato indietro il tortino, Ne beh. prese Stello, non è stato lui, è stato quell'altro, il suo amico, ne prese Stello. Senta, Caterina, lei sarà la più brava donna del mondo, però stavolta ha commesso una bella mascalzonata. Cosa? Cosa? Una mascalzonata, sì, una mascalzonata. Piangi? No. Cos'è, ti vergogni di me? No, papà, sono sempre stata orgogliosa di te. Però penso che oramai... Strano, tu che sei così giovane vedi tutto nero, io che sono così vecchio invece vedo tutto... Forse è meglio che io vada da Garlandi domani. Perché? Per chiarire questa situazione. Per me è chiarissimo, quel filibustiero con le mie cambiali in mano, quando sarà il momento mi porterà via il palazzo e tutto quello che mi rimane. E lo dici così? Vabbè, non sarà un gran male. Prenderemo 2 camerette, noi che ce ne facciamo, di 5 saloni, 10 camere da letto, una scuderia senza cavalli. Forse hai ragione tu, papà. E poi vedi, non hai detto l'ultima parola. Dietro quella finestra c'è l'onorevole Alberghi Berdinelli. Il destino ci ha messo di fronte. Vedi, io la notte dormo perché sono un incosciente, lui invece non dorme per niente, capisci? Perché ha paura di non svegliarsi la mattina. Cosa vuoi? È tanto delicato di salute. E ogni giorno che passa fa sempre più freddo. Papà! Hai ragione, hai ragione. Sì, scusami, non bisogna mai augurare il male a nessuno. Non si costruisce niente sul male degli altri. Quanto sei caro. Sei il migliore papà del mondo. Tu pensi a tutti, ma nessuno pensa a te. E a quest'ora lo saprà già tutta Bologna. E chi gli va più un soldo di credito? Alla fine del mese ci saranno 10 milioni in cambiali da pagare. E come le paga? Ora che l'avete messo nelle mani di quel gentiluomo di Garlandi. Pronto? Voi non lo conoscete, Garlandi, è un mostro. Lo so io che sento i suoi discorsi mentre guido. Si è fatto da sé, eh? Si è fatto da sé come Frankenstein. Coi cadaveri degli altri. Ma, povero uomo. Un uomo così ridotto in quello stato, che pena, che pena, no. Se la metà della gente che ha beneficato si ricordasse di lui, sarebbe più ricco di Garlandi. Ti ricordi quella volta che fallì il circo Snyder? Ti ricordi? Tutti i leoni morivano di fame, poverini. E più di 200 persone in mezzo alla strada, così. E chi salvò la signora Snyder dalla rovina? Proprio il signor Barone. Già perché lei era una gran bella donna. No, ne presa per quelle, perché i fevenpani i leoni poverini che morivano di fame. Ripeti di pollo con tartufo. Io non me lo potrò mai scordare. Mi poteva portare via la ragazza e non l'ha fatto. Liana Desperì, ma ricordate quella bella ragazza? Ah, beh. Quella che lavorava con me, no? Noi lavoravamo all'Arena del Sole, lui veniva tutte le sere. Lei faceva la stupida, la civetta, sai? Io ero un ragazzo sentimentale, non mi voleva ammazzare. No. Lui lo venne a sapere, siccome mi ammirava come cantante, partì, andò in Africa a caccia di giraffe. Se c'era una cosa che non gliene fregava niente, erano proprio le giraffe. Ma vi ricordate quando il barone vinse la Targa Flor? Quello offrì lo champagne a mezza Sicilia. Quello. E fu il primo a volare su Bologna e poi la sera venne qui e ve lanciò il locale. Sì, le vera, questo è proprio vero. Ha portato fortuna a un sacco di gente. E adesso si muore di fame. È la vita. Ma che vita è vita? Non è giusto che una ragazza come lei siete sacrifichi. Non è giusto, ecco, non è giusto. Arrivano i nostri a cavallo d'un cavallo, arrivano i nostri con in testa il generale. Ma sentite questa musica? È il nobile pace. Arrivano i nostri. Ecco quello che ci vorrebbe per noi. Come nei film americani, che ad un certo punto arrivano i nostri e mettono a posto tutto quanto. Per il barone ci vorrebbero i nostri. A me mi piacerebbe essere uno dei nostri del barone. Non si può fare. E perché non si può? Ci mettiamo insieme, tutti. Caterina, perché non vogliamo essere i nostri del barone? Una parola, con tutti i soldi ai volo. Ma perché? Quanti soldi? Per la fine del mese basteranno 10 milioni. Ti bacio, ragazzolo. Ma tu parli di milioni come se fossero giuggiole? 10 milioni. Buonanotte. Ma che buonanotte? Ma che ci vuoi rimediare a 10 milioni? Perché li trovi tu? Sì, li trovo io. Vuoi scommettere 500 lire che in una settimana trovo 5 milioni? Lo so, li trovi. Ma poi vai in galera. Vabbè, vado in galera ma li trovo. No, ragazzi, io lavoro per Magnà, ma per il barone ci sto. Sentite, io non mangio per lavorare, ma per il barone... Su, bello, ci sta pure lui. E allora ci stiamo tutti d'accordo? Sì. Anche lei, Caterina, con noi? Poverini. Voi avete delle storie. A me mi dovete lasciare stare, va bene? Va bene, faremo anche senza di lei. Sì. Qui ho conosciuto un piano di battaglia per questi soldi. Bisogna andare a trovare i soldi Toscano. E Toscano? A Roma. Dove? A Roma. Sì, a Roma. Io non lo dovrei dire perché sono romano, ma a Roma ci sono troppi filibustieri. Non c'è una lira. A Napoli. A Napoli milionaria. Mancano un centesimo. Ho capito, non ci rimane che Milano e che la Madonnina ci aiuti. Milano!
Dove vai adesso? Vado a piedi, visto che tu non mi ci vuoi portare. Cosa fai tu? 250 chilometri a piedi? Ci metterò qualche minuto di più. Ma è possibile che una ragazza intelligente e carina come te finisca per sposare un vecchio sporcaccione pelato come Garlandi? Ma è possibile che un giovane aitante, colto e senza una lira come te non capisca che io devo salvare mio padre? Ed è possibile che una ragazzina spiritosa e pungente come te creda che proprio io la porti fra le braccia del suo nominato vecchio sporcaccione pelato? E infatti vado a piedi. Ma è possibile che un bel ragazzo simpatico, intelligente come me si sia innamorato di una ragazzina testarda con un cervelletto da gallina e istinti da podista? Scusate, ma è possibile che due ragazzetti un po' cretini come voi si mettono a fare l'amore in mezzo alla strada, bloccando il traffico della via Emilia? Sì, è possibile. Allora va bene, scusate. Bravo lavoratore, onesto e comprensivo. Andiamo. Walter, Lisetta, perché non aspetti prima di prendere una decisione? Dammi almeno qualche giorno di tempo. per che fare? Per rubare le cambiali? Beh, può essere un'idea. Buona per andare in galera. Eppure, se non ci fossero quelle cambiali, penso come sarebbe diverso. Ci potremmo sposare, avere dei bambini. 2, un maschio e una femmina. E perché non 2 maschi? Perché i maschi si picchiano fra di loro, no? Io e mio fratello ci picchiavamo sempre, tutti i giorni. Va bene, un maschio e una femmina. Rosetta e Mario. Alla bambina metteremo un bel fioccone rosa in testa, eh? Niente fiocco rosa in testa, per favore. Rosso? Né rosso né rosa, non mi piacciono fiocchi di nessun colore. Le bambine con fiocchi in testa sembrano deficienti, sembrano. E la mia invece è intelligentissima. Ha preso tutto da me. E io invece glielo metto. E provati. Rosetta, vieni qui. Rosetta, non lasciarti mettere il fiocco in testa, Vieni eh? qui da mammina che adesso ti mette un bel fioccone rosa in testa, la mammina, eh? Guarda, guarda come sta carina. Non la voglio vedere. Rosetta, da un bacino a papà, su. Rosetta, non darmi i bacini, mi lascia sempre la liquirizia sul viso. Ho capito. Papà ha i nervetti oggi. Su, va dietro con Mario. State buoni. Non dovevi fare così, c'è rimasta tanto male, poverina. Non mi piacciono i fiocchi in testa alle bambine, tantomeno alle mie. Questa sera grande avvenimento artistico. Carmen Miranda, la regina della samba, debutterà nel locale più elegante di Milano, Chemois. Il ritrovo dove tutte le sere potrete ascoltare la voce di Gioia Kellis. Gioia Kellis, l'amante di Garlandi, il porco dai 10.000 maiali e dalle 20.000 amanti. Zitto, ma che parole, ci sono i bambini, no? Ma sa, scusa, ad ogni modo è meglio che scendano, perché dove andremo fra poco ne sentiranno molto, ma molto di peggio. Bambini, per favore uscite, eh? Rosetta e... come si chiama? Mario. Mario. Che fantasia. State lì, che papà viene a riprendervi fra poco, eh? Arrivederci. E adesso che non ci sono i bambini, me lo vuoi dare un bacio? No. Non mi interessa, tanto i tuoi baci non mi piacciono. Signorina, scusi, io sono Daniele Raggi. Mi vuole annunciare? Il signor Paladino è occupato, anzi non c'è. Ma è occupato o non c'è? C'è, e quando c'è non riceve. Allora dobbiamo venire quando non c'è. Spiritoso. Hai visto che c'è? Ma non te vede per niente. Aspetta. Ci sono 2 occhi. So crude. Mozzicano queste oche? Basta. No, dico se mozzicano. Non mozzicare, die singen, die tanzen, sprechen Französisch. Ah, che ha detto? No, ha detto che cantano, ballano e parlano francese. E tu che fai, eh? Che domanda? Fai il cane, che ha da fa? Ti somiglia! Realmente ti sei fatto vivo! Vieni! E questi? No, questi stanno con me, stanno. Quanto tempo? Bella e bugiarda! La lingua sporca, una burghetta. Non te lo puoi immaginare, non te lo puoi immaginare. Ma chi ti poteva dimenticare? Guardala, guardala. Che vuoi dare? Beh, veniamo subito al sodo. Io avrei bisogno di un grande favore. Tutto quello che vuoi. I soldi. Permettete. Sì.
Quanto ti serve? 10, 15.000? Un po' di più. 50.000? 5 milioni. Daniele, tu hai sempre voglia di scherzare. La Banca d'America d'Italia sta lì di fronte. No, non scherzo. Guarda, io avrei pensato di fare una cosa. Volevo rimettere su, invece del duo, il quartetto Fox con loro. No, caro, i ritorni non sono mai graditi, non faresti successo, non faresti. Se ne frega del successo, tu ci devi solamente trovare la scrittura e fatti dare l'anticipo. Ma nessuno ti scrittura più, caro. I numeri che guadagnano milioni oggi sono altri. Guarda quei due. A vederli non gli daresti una lira. Guadagnano 250.000 lire per sera. Oh là là. E che faranno mai? Semplicemente questo. Amen. Please let's see your act, my friends. Che ha detto? Inglese. Ah, mi faccio capire. fenomeno! Avete visto? Che bravo! Avete visto? Ci proviamo anche noi. Ti metti sotto di... Signor Palatino? Che c'è? C'è un telegramma da Parigi. Carmen Miranda non arriva più. Carmen Miranda non arriva più. Accidenti, questo non ci voleva. Questi artisti stranieri, non ci si può mai fidare. 5 milioni per 15 giorni voleva lei e i suoi 3 boys messicani. Gliel'ho fatti dare. Viaggio in aereo pagato, assicurazione, tutto. I 5 milioni anticipati la sera del debutto tra il primo e il secondo numero. E adesso non viene più. E chi ci metto? A Chemois. Enrico, tu ti ricordi che io... Ma sei pazzo. Enrico. Ah, buonasera. Beh, mi pare che vada bene, no? Magnificamente. Vede, Carmen Miranda ha richiamato il tutta Milano. Sì. E la signorina Gioia com'è come umore? È pessimo, sa com'è, vorrebbe cantare solamente lei. S'è spento l'ultimo tuono, splendido il sole compà, vedo nel cielo sereno 2 gocce d'acqua brilla. Noi siamo fatti così come 2 gocce d'acqua, gocce cadute dal cielo in un mare d'amore. E noi ci amiamo così come 2 gocce d'acqua, unite insieme nel calice d'un rosso fiore. Forse un giorno si perderà nell'oscuro uragano, poi di nuovo scintillerà mentre l'arcobaleno splende eternamente così come 2 gocce d'acqua. Noi ci troviamo perduti in un mare d'amore. Brava, veramente brava. Non mi hanno nemmeno ascoltato, stanno aspettando Carmen Miranda. Beh, e niente di nuovo. Caro commendatore, ho l'impressione che noi abbiamo trovato proprio il tipo che cerchiamo. E chi? È quello. Ecco.
Quello là, il cavalier Felice Pellegrino. Lei è un bel detective, sa proprio bello, tanto tanto. Beh, ma perché? Ma lei l'ha osservato bene quel tipo lì? Lei l'ha visto? Quello lì è un tipo che sprizza sensualità. Cosa sprizza? Sprizza sensualità. Senta, mi faccia il favore, non parli bolognese. Ah, vabbè. Poi cosa vuole che sprizzi, poveraccio, Felice? Più cerimonioso e più inoffensivo dei miei amici. E come potrebbe fare poi con quella moglie sempre appiccicata che non lo lascia un momento? No, non è lui. Piuttosto sorvegli l'altro, seduto al tavolo lì, quel giovanotto alto con i baffetti, il marchese Auteri. Quello lì? Sì, quello. Quello lì così serio? Così compassato? Ma no, troppo serio, troppo compassato, fa il furbo. Ma io sono più furbo di lui, perché io mi sono fatto da me, tutto da me. Meno le corna, che quelle me le sta facendo Gioia. Ma io voglio sapere con chi. Mi ascolti, mi dica. O lei domani sera mi dà la prova del suo tradimento e io le do esattamente il doppio di quanto le ho promesso? Caro commendatore, lei può stare tranquillissimo. Vedi, io ho la mia Polaroid, una macchina americana che scatta e sviluppa immediatamente. Sì, Polaroid o non Polaroid, se lei non riesce, mi scusi il termine, ma io la prendo a calci nel sedere. Me? Sì, tanto lei è più piccolo di me. Comunque, no, stia a sentire. Sì. Domani sera andiamo in villa, viene anche lei. Io le faccio trovare tutto pronto. Si tratterà soltanto di agire. Se ne sarà capace. Dicono che abbia degli occhi stupendi. Sì, ma è talmente grassa. Oh, sì, è tanto grassa, ma ha degli occhi meravigliosi. Provate? No, scusi tanto, non trovo. No, scusi tanto. È tutto trucco. Sì, trucco. E apri l'occhio, no? Non posso, ma è attaccata la ciglia pure sotto. Aspetta, Piano. Sì, sì. Oh. Come sto, Se non ci avessi tutta sta paura mi innamorerei di te. Non far cretino, fammi il piacere. Mi sembri un albero di Natale? Chi è? Non ci sono per ninguno! Non trasite! Hanno portato questi fiori per la signorina. Mi dispiace signora, ma non si può passare. Ha detto che non ha bisogno di niente, vai. Se hanno bisogno di qualche cosa mi chiamano. Sì, Auguri, sì. signorina. Prego. Non passerà. Se n'è andata? Sì. Ma guarda che mi sono accorto che ti è rimasto un pezzo di barba qua sotto. Vabbè, ci metto un po' di cerone, No, non gli dà diretta, pennello e sapone. No. Vado dall'amministratore? Fate da subito la sigla. E tu fate la base? Sì. Ma che me l'ha fatto fare? Daniele, come andrà a finire sta Ma storia? non aver paura, vedrai che va tutto bene, ma lui piglia i soldi. Poi 5 giorni passano presto. No, ma il pennello e il sapone, famo subito. Signor direttore, scusami, Carmen, chi era il petit assegnito mignon? Che cosa? Il Papa Braschi, il Granos di nero. Ah, la segno. Sì. Subito dopo il primo numero, come Sì, cosa c'è? Niente, non si fidano di noi. No, è questo. Il signor Domingo, manager della signorina Carmen. Commendatore Garlandi. Fortunao, molto fortunao. La signorina Carmen in camerino? Sì. Può farmi la cortesia di accompagnarmi da lei? Perché? Perché vorrei salutarla, darle il benvenuto. Ah, non se può. Carmen non quiere farsi vivere ante la primera exhibición. Ah, beh, capisco. Ad ogni modo, allora le faccio i miei auguri. Sì. Io vado ad annunciare il numero, Un momento, sta facendo la barba. Come la barba? La barba sotto le ascelle, se la depilazione. depilazione. Commendatore. Mi raccomando, commendatore. Carmen non quiere farsi vivere. Poca lux. Los años pasan por todos, anche por lui, No, per lei. Lei è un brasilero, è come lui è come lei. Buonanotte, commendatore. Mi raccomando, il riflettore, poca luce. La direzione del Chemois è lieta di presentare Carmen Miranda. Per la prima volta in Italia con i suoi vivaci Brazilian Boys. Olè. È lei, sì, è proprio lei. Carmen Miranda, reina do Brasil. Me gusta assai la samba, me gusta assai la rumba, caramba, ole caramba, me gusta de bailar, però prefiero mucho ballar a faccia, insieme ad un muchacho, cantando para sí. Bésame, 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 bésame mucho con mucha pasión. Ciérrame, 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 ciérrame fuerte sul tuo corazón. Chiérrame, 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 sin el tu amor non puedo vivir. Mátame, 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 stráciame, stráciame, fame morir. Chica, chica, boom, chica, boom, chica, boom, boom, chica, chica, boom, chica, boom, chica, boom, boom, chica, chica, boom, chica, boom, chica, boom, boom, chica,
chica chica boom, chica boom, chica boom. Se vuoi ballar conmigo, io ballerò contigo. Però mio caro amigo, attento al corazón. Oh muchacho, apri l'occhio, stanotte me imborraccio. E poi quello che faccio, nemmeno io lo so. Chica 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 chica. Chica 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 chica. Chica 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 chica. Chica 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 chica. Chica 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 chica. Chica 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 chica
Chica chica boom, chica boom, chica boom boom, chica chica boom, chica boom, chica boom, chica chica boom, chica boom, chica boom, chica chica boom, chica boom. Cavaliere, vogliamo andare in camerino della Miranda a salutarla? Tanto più che lei parla brasiliano, no? E tu mi permetti, vero? Vai, vai. Con permesso. Prego. Permesso. Scusi, no, con permesso. Venga, venga. Grazie. Avanti, avanti. Guten Nacht. Ancora dei fiori? Me frega pochito dei fiori. La grana. L'assegnito. Ah, l'assegno, sì, sì. Eccolo qui. Oh, l'assegnito de mi corazón. Puedo mirar? Mira. Miro. E al portador? Certamente al portatore. Come desideravate? Senta, signor, no es mica scopierto esto cuento correntao. No, 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 per carità. Ah, Carmencita es una válida administratriz. Non puedo vedere ninguno. Posso avere il piacere e l'onore di baciarvi le mani e di offrirvi una coppa di champagne? Brava, bravissima! E grazie di aver portato fra noi un soffio della vostra inimitabile arte. Grazie. Come? Non comprende. Escucha, commendator, ma Miranda parla solo brasilero. Sì, lo so, non importa, non importa. Fortunatamente c'è qui il cavalier Felice che ha vissuto molti anni al Brasile e che sarà lietissimo di parlare con la signorina, vero? Buonanotte. Ma veramente io non so se posso. Dal momento che sono io che la prego. Ah sì? E allora posso? Habla. Habla. Guappa. Come? Hermosa. Come? Oh, guappa, guappa, guappa. Hermosa, hermosa, hermosa. Come? Non comprendao. Ma fossi no come si comprendao? No? No. No. Ma allora qui si scoprono gli altarini? Ci siamo. Dica la verità, cavaliere, lei non è mai stato al Brasile. Signori, prego! Ci sono stato nel 1938 io. Nel 38? Sì. Antirevoluzione! È stato scambiato! Todo. Cambiato musica, cambiato canzone, cambiato maniera di hablar, di parlare. Todo cambiato. E allora non ne parliamo più. Vogliamo brindare alla divina Carmen Miranda? Sì. Lo possano mattar come fuerte. Già l'hai fatto una magnana. Me lo scordate. Signor Domingo, il vostro numero. Permesso. Priego. Vado a trabajar. Carmencita, non te emborrachar. ¿Qué? Non te embriagassi, nos vagamos. Saludo. Andare? E lei lo smammao? No. Io voglio avere ancora il piacere di baciarvi la mano. Che magnifiche spalle. Giù le manite, sporcacciones. Encantadora. Birrichinito, pomiciao. Siete fuerte, focoso, primordiale. Ma che succede? Chi è? Presto, signorita, in scena. Ma che signorita? Ma non lo vedi che è un uomo? Chi si Ma chi si è? Non comprendao? Non comprendavo, ma comprendavo io. Datemi qua il mio assegno. Vado a telefonare al commissariato. Che me volete rovinare? No, che commissariato? Non voglio scandali nel locale. È meglio, un locale così bello non famo gli scandali. No, certo, no. Ma adesso tu fai anche la seconda parte del programma, va bene? Mogador, raduna un po' tutti i camerieri più forti, robusti e primordiali. Eccomi. Eccoli. Va a chiamare gli altri, va. Ti faccio dare una lezione che te ne ricordi per tutta la vita. E adesso vestiti, qui, la mettiti con la frente. Vai a cantare. Un momento, piano. Subito. Un momento. Svelta. Muoviti. Su, svelta, ho detto. Grazie. Prego. Oh, beh. Prego. Signorita. Fanno
scoperto, m'hanno scoperto, se non scappiamo cari miei qui sono guai. Ho smaronato qui, ho smaronato lì, sortimo presso andavo via con un tassino. Che stai dicendo? Che stai dicendo? Questo cannano cannavanti non se può. Siamo fregati? Sì, siamo fregati. Sì, lì c'è la scala, ci infiliamo per di lì. Hanno scoperto che non sono una mucciaccia. Il camerino ho fatto una gran figuraccia. Se non scappiamo perciò, ci sfasceranno la capezza, mica no. Quando è così vorrei sapere cosa aspettamos. Noi siamo pronti per lo squaglio e ci squagliamos. E salutiamo questa realtà società. Ma guarda un po' che ci doveva capitare. Squagliamos, amigos! Squagliamos, amigos! Vi siete fatti scappare. Gli corro dietro. Va. Via, dentro. Guardate dentro. Levati dai piedi, tu. Mannaggia, era andato così bene. Oh. Mo che fa? Mo io avevo sentito proprio la puzza dei milioni, proprio. Dai. Ragazzi, qua il malato è grave. I brodini e le pastiglie non servono più, ci vuole una botta da chirurgo. Sì, è una parola. Io avrei un'idea. Andiamo, avanti. E dilla. Veramente non è mia. Fa niente, basta che è buono. E non è nemmeno molto onesta. Stiamo cercando. Ragazzi, io sotto De Carlandi tiene le cambiali. No. E tu, Franco, verrai con me. Ho capito. Tu vuoi, se si tratta di cosacce, devo essere pure io. No, voi due siete troppo conosciuti. Allora tu per prima cosa ti fai sparire i batti. Speriamo che tutto vada bene. Speriamo. Scusa, lei che fanno? Vede meglio che i fari spenti. Per non far riconoscere la signora, perché la signora qui presente è... Carmen Miranda, Reina do Brasile! E mo paghiamo un'altra volta. Scusate, volete un autografo dalla signora? Signor Barone, cosa c'è? Le ho portato la colazione. Ah, brava la nostra Vittorina che si ricorda del suo vecchio padrone. Cancava una curiosità, signor Barone. Mi piace proprio tanto il latte. Vitto, io non l'ho mai potuto soffrire. Metti il telefono, grazie. Lascia. Pronto? Andiamo, giovanotta! Che chiamano da Bologna. Grazie, Cornello. Pronto, papà? Lisetta, come stai? Benissimo. La sorpresa? Domattina ci sarà una grande caccia alla volpe. Molti invitati. Stanno preparando un pranzo che passerà alla storia. Salmone, cinghiale, caviale, pernici. Sì, ci sono anche le pernici. Il guardiacaccia le ha portate in questo momento. Come pernici fresche. Ma questo significa non capire niente. Ma che capo, sì, cara, perché vedi, le pernici sono come le suocere. Sono buone soltanto 8 giorni dopo la morte. Vabbè, ti ringrazio di esserti ricordate di papà. Vabbè, buon pranzo. E buon divertimento. Ciao. Ma che capo, pernici fresche. Cosa pazza. Guarda. Cos'è questo miracolo? Chi è? Alfonso! Alfonso di là. Avanti, Alfonso. È Caterina. E dove sta Caterina? Caterina! Caterina. La mia perdonata, signor Barone. Oh. Bene. Un momento, Bisogna vedere prima come hai cucinato, Cos'è, una pernice? Sì. Ma guarda che combinazione proprio. E quando te l'hanno portata? Un mese fa. L'ho sempre detto che sei il talismano della felicità. Siedi qua. No, non mi azzardo. Scusi, ma tu lo sai che non posso mangiare solo. in fondo. Sì, siediti. E questo cos'è? Il famoso tortino primavera. Poi non me lo rimanderà mica indietro, vecchio stavolta. Lascia andare, Caterina, che siamo sempre per quelle, lascia andare. Noi siamo qui per un'altra cosa. Hai ragione. Dunque... Stai ben zittino, Alfonso, che ce lo dico io. Ecco, adesso lo dice Dunque, lei. noi eravamo venuti perché io e Alfonso, insomma, abbiamo deciso di sposarci. Ma bravi! Si sposano, finalmente! Poi è tanto tempo che ne parliamo, che era una faccenda che da un giorno all'altro dovevamo poi fare, no? Allora noi abbiamo... Diglielo ben tu. Ecco, allora noi aveva... Dì al Dante.
Insomma, volevamo chiederle se lei voleva farci da testimone. Ma volentieri, se si fa l'onore, vero? Sì, per me. Che bellezza, Allora, che bellezza. facciamo un brindisi agli sposini, va bene? Bravo, quella se la beve lei, però. A me mi dà del latte. Noi beviamo però, eh? E la signorina Lisetta, dove vai? E alla caccia alla volpe. Beh, vediamo se ho segnato tutti. La signora c'è, il conte Uteri anche, la signora, il colonnello, beh, quello non manca mai. Lei, scusi, come si chiama? Stefanelli. Stefanelli? Stefanelli da Forlì, il marchese Stefanelli. No, non sono marchese, io sono il segretario del commendatore. Ah, non mi interessa, signorina Cancelli pure. Stefanelli vuol sollecitare la telefonata con Rovigo. Ah, la telefonata, subito, commendatore. Scusi, per l'affare dei 20.000 maiali affamati. Sì. Mi interessa, signorina, segni, mi interessa benissimo. Ma scusi, perché prende nota di tutto lei? Ma come, non lo sa, signorina? È per il suo memoriale. Memoriale? Sì, il famoso memoriale del Conte Bonetto. Una specie di cronaca di tutte le cacce alla volpe alle quali ha preso parte come master negli ultimi 150 anni. Cara vecchio, 150 anni, Ma no, cara. non calo niente. Deve essere molto interessante. Sì, per chi ama i pettegolezzi. Io sono pettegolo. Il bello della caccia alla volpe non è la caccia alla volpe. No. Che cosa? Signorina, la si stroppa le orecchie. Nicoletta, non cominci con le solite porcherie. Porcherie? Sono scuse. Sì? Se ne accorgerà dopo mezzanotte. La caccia alla volpe è afrodisiaca. Ah, non gli dia retta, signorina. Il Conte Bonetto è un vecchio sporcaccione. Sì, io sono sporcaccione e me ne vanto. Ma la differenza è questa, che voi altri siete tutti sporcaccioni e vi vergognate di dirlo. Grazie di essere venuto. Lo sa che ho avuto la tentazione poco fa di annunciare il nostro matrimonio? Bella idea. Sarebbe stato molto carino farlo di fronte alla sua amica. Beh, amica. Senta, non lo trovo di buon gusto avermi invitato qui dove lei fa da padrona di casa. E pensa che lo avrei fatto se non avessi avuto una buona ragione? Tenga gli occhi aperti stanotte. Hai capito? Mi faccio sentire un po' di musica. La vedi quella? È la camera delle cambiali. Tu di qui non ti devi muovere. E adesso bisogna trovare un segnale. Ci vorrebbe un bel verso. Un verso? Sì. Nel mezzo del cammin di nostra vita? No, un verso d'animale. Ah, animale? Sì. L'elefante? Ma che elefante nei giardini? Un giaguaro. Un giaguaro, un... Ah, ecco. Quando tu sentirai Miau! questo vuol dire che c'è un gatto. No, che devi stare allerta. Ehi, allerta su. Ma per farmi capire che hai capito che non è un gatto, ma sono io, devi miagolare in risposta. Miagola un po'. Miau! Quello è un gatto senza tonsille, miagola più fine. Miau! Io quando ho trovato la borsa, Miau! te la butto e ti faccio Miau! Tu la prendi, Via! Miau! Hai capito? Miau! Arriva una macchina. Auteri, una sigaretta per piacere. Niente, sentirete domani mattina quando vi suonerò il corno. Signorina, dov'è? Eccola. Guarda che ci vede! È arrivato il nostro Fellini! Credevo proprio che non venissero più. Scusino tanto del ritardo. Ma niente. Ma come mai così tardi? Ma è colpa sua, tutte le volte che le macchine chiedono strada le lascia passare tutte. Sempre il solito, sempre cerimonioso. Avete già mangiato? Sì, come no? Oh, dicono facciamo complimenti, No, perché di là c'è ancora un sacco di roba, polli, pernici, fagiani, tanto è tutta roba che va male. Ma grazie, abbiamo già cenato prima di sortire da casa. Non è vero, Fulvia? Cosa? Abbiamo già cenato. Commendatore, non riesco a comunicare con Rovigo, non rispondono. Ah, questa non ci voleva. Ma che cosa? Devo partire subito. Signore e signori, mi dispiace, ma sono costretto a partire immediatamente. Che peccato, ma torna? Certo. Caro, non puoi rimandare. No, è impossibile. Ma davvero non vi preoccupate. Non vi preoccupate perché siccome vado con la macchina io vado e torno e domani mattina sono qui in tempo per la caccia. Domani mattina. Già, i maiali non possono aspettare! Proprio così.
Walter, la macchina subito, partiamo, immediatamente. Devo venire con lei, commendatore? No, è meglio che resti qui, sì, perché se telefonano da Rovigo, lei dice che io sto andando, va bene? Benissimo. Anche voi potete rimanere, sì. Vado io, guido da solo. Che vado a prendere la borsa? La borsa? No, se vuole gliela vado a prendere io. No, la borsa non mi serve. Presto, Signore, giovanotto, guardatemi bene in faccia. Voi non siete il cavalleggero Pannocchio Gustavo del 14°? No, signore. Sicuro? Sicurissimo. Io mi chiamo Walter Incroci, signor colonnello. Eppure? Voi non siete stato riformato per anomalia mentale? No. Pannocchio, voi il giorno di Santa Barbara mi avete fatto il presentatarmi con la ramazza? No, sì. Con la ramazza? No, non ero io. E chi era allora quel cavalleggero che con la destra mungeva una capra mentre con la sinistra agitava una bandiera a lampo di colore? Ma io non ho... Io le capre non le ho mai agitate, mungendo le bandiere con la capa tricolore. Signor colonnello, le assicuro che non ero io. Sarà. Va bene? Arrivederci a tutti. Caro colonnello, arrivederci. Vado. Di nuovo. Pur ostrega, Ganesa. Stefanelli? Eccomi, commendatore. Fin qui tutto bene, vero? Sì, abbastanza. Sì. Guardi, fra 10 minuti io mi vado a piazzare là dove lei sa, Benissimo. Siamo d'accordo per il segnale, vero? Beh, veramente non mi sembra molto serio, ma insomma va bene. Miau per intenderci che tutto va bene, si intende. Ma lei, commendatore, prima di entrare nella villa, aspetti il mio segnale luminoso, sì? Sì, intesi. Miau. Ti vedo stanotte? Non mi sembra il caso, con quel maledetto vecchio tra i piedi. Allora tutto è finito, eh? Beh, saliamo. Dov'è la tua camera? In fondo al corridoio a destra. Siamo di fronte. No, questa è di Onteri, Buonanotte, colonnello! Sentirete domani mattina che suonate! Scusi, per favore, quale sarà la nostra camera? Ma questi mi sembrano tutti occupati. Forse sarà questa. Buonanotte, ragazzi. buonanotte. Buon riposo, Che c'è? C'è un cane! Quante storie per un cane! È enorme! Non è quella la loro camera, è la camera di Garlandi. C'è Negus. Negus? Sì, il nostro cane da guardia. L'abbiamo messo lì solo per questa notte, perché non va d'accordo con i cani della muta. La loro camera è questa. Grazie. Buonanotte. Buonanotte, i sogni dorati. Mi scusi, baronesina, le ho fatto cambiare stanza. Ah, per quello non trovavo più la mia roba. Già, la sua stanza è questa di qua. Le dispiace? No, si figuri. Buonanotte. Buonanotte. Cosa fa di bello? Volevo sapere che qualità di mele sono. Ah, devono essere ranette. Ne vuole una? No, grazie, non si disturbi, no. Ranette. Una pura curiosità. Mi diletto di botanica io. Sono squisite. Non faccia complimenti. Ne vuole una? No, grazie. No, non si disturbi. Grazie, buonasera. Buonanotte. Grazie tante. Buonanotte. Cosa cerchi, cara? Cerco un campanello. Ma per questa camera non c'è nemmeno un campanello. Ma per farne che cosa? Ma voglio chiamare qualcuno che mi porti qualcosa da mangiare, no? Ma cara, ma a quest'ora la servitù dorme, cara, stai buona. E allora vai tu in cucina, eh? Vai tu e mi porti qualche cosa, vai. Io non so dove siano le cucine, cara. Vai a letto, ascoltami, vai a letto. Ma io ho fame, Ma sì, va io bene. ho fame. Ma sì, ma di sera fa bene andare a letto con lo stomachino leggero. Con stomachino Sì, leggero. cara, vai. Se non mi porti qualche cosa, io urlo! E sveglio tutta la villa, sveglio. Che vergogna, scusi un tanto, che vergogna. Vai a letto, cara, vai a letto. Appena dormono vado io in cucina, vai, cara.
scusi. Prego. Sa dirmi, per favore, dov'è il bagno? Quello. Quello? Sì. Grazie. Prego. Buonanotte, scusi. Buonanotte. Ma state facendo voi? Chi, io? Sì, voi. Io stavo seguendo due formiche. Dio mio, com'è interessante. Di notte? Sì. E con le scarpe al collo? Già, se no se ne accorgono. E malgrado questo sostenete di non essere il tavoleggero Pannocchio Gustavo? No, signore. Non sono Ah, basta velocerlo. Ditemi dove è un altro bagno qui. Ma lì quello... Ah, no, che quello è sempre occupato, non ce n'è un altro. Ah, noi il secondo piano, la seconda porta a sinistra. Scusi, scusi tanto, scusi. Prego. Buonanotte. Buonanotte. Ancora mani vuote. Senti, io adesso pretendo un pollo, uova sode, formaggio, frutta e polli. Voglio tanti polli arrosto. Capisci? Stai buona, pollo. Adesso ci riprovo, cara, stai buona. C'è gente. Scusi, per favore, dov'è il bagno? Il bagno? Sì. È ancora lì, dove era prima. Buonanotte. Che vergogna, che vergogna. Ha scritto tutto. Brava, adesso vengo. Ah, che tempi. Signorina, la scriva. Ore 012, notte borghese. È inutile, per fare certe cose ci vuole la nobiltà. Scritto? Sì. Scriva. Ah, punto esclamativo. Che borghesia, esclamativi. Quanti? Quanti che vuoi, cara? 6, 7, 8, al limite.
Pannocchio Gustavo! Presente! Ah, sei tu dunque il cavalleggero Pannocchio Gustavo? Signor no. Come signor no? Perché hai risposto? Perché ero solo e lei mi ha chiamato. E adesso miagoli. Chiamavo un amico. Sei amico dei gatti? Signor, no, io mi allenavo per il quarto d'ora del dilettante perché vi parteciperò in qualità di imitatore di animali. E io li imito tutti gli animali. Senta il cane, senta il cane. Bu, 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 bao. Questo è più grosso, bao, bao. Poi c'è il cavallo. Nitrisce. E l'uccellino che fa cio, cio. Oh, ci, ci. Tu devi... Il bue. Il bue. Devi prepararti al quarto d'ora del cretino. Non lo so fare. Perché lo sai? Sette, come? 8. Dimmi dove si può trovare un bagno in questa maledetta casa. Di sopra, signor colonnello. No, non c'è. Terza stanza a destra. Quella è la stanza delle cameriere. Allora c'è un bagno qui di fronte. Qui, accompagnami. Signor, sì. Ecco, è quello lì. Oh, questo è sempre occupato. Aspetti. Non posso aspettare. Ah, allora ce n'è una pian terreno. Ah, sì? Sì. Terza porta a destra. Ah, finalmente qualcosa di nuovo! Le acque si muovono. Signorina! Signorina! Sveglia! 015, scriva. Autista in marcia con scarpe al collo. Considerazione, 2 punti. Gli autisti giovani piacciono alle signore. Avventurette, roba di seconda mano. Mi aspetto cose nuove. Cosa fai? Sono caduto. L'ho visto. E perché? Perché avevo le scarpe legate una all'altra. Chi è stato? Io. Allora, caro Pannocchia, sei tutto cretino. Proprio cretino integrale. Ad ogni modo devi smetterla di darmi informazioni sbagliate. Perché a pian terreno, alla terza porta a destra, non c'è il bagno, c'è il giardiniere. Ah, sì? Sì. Oh, mi è sbadato. Allora entrate in questo. Ma quello è ancora occupato. No, Puoi scommetterla che è occupato. Può darsi che ora sia libero. Abbia fiducia, colonnello. Coraggio. Ha visto? È chiuso. Lo dicevo io. Cosa sta facendo qui dentro? Quando viene fuori lo ammazzo! Mi ammazza. Oh, che vergogna. Se ti trovo ancora qui, ti ammazzo! Guardi, non mi ammazzi. Ero io in bagno. Questa volta la lascio in vita. Lei aveva bisogno del bagno, s'accomodi. No, non faccia complimenti con lei, s'accomodi. La lascio, Guardi, s'accomodi. Guardi, le io- domando scusa. io ero qui. Mi perdoni, guarda, io non sono sbaglio. mortificatissimo, scusi. Buonanotte. Scusi. Porca miseria. Cosa sta facendo, colonnello? Sto cercando un bagno libero. Ah, un bagno, Cosa c'è da fare dello spirito, da Pannocchietto? Un bagno lo cerco. Perché non se ne va a letto lei? E lei perché non se ne vale? Perché sto cercando un bagno. Bene, si calmi, glielo dico io. Al piano di sopra, terza porta a destra. E lì c'è il bagno, vero? No, c'è la stanza delle cameriere. Lo so, ci sono già stato. Bravo! E com'è andata? Ma vada all'inferno, vada! Oh, vado a scrivere! E non mai! Signorina, scriva! 021, il colonnello Bragadin, e mi dava 1000 sporcazioni, è entrato dalle cameriere, ma non mi sembrava troppo soddisfatto. Polli, sempre polli, fortissimamente polli.
Vieni, Cagnazzo, vieni. Cagnazzo maledetto. Ai, Goyo, bamba. Ai, Goyo, bamba. Cosa fai io? E sostenete ancora di non essere il cavaliere Pannocchio Gustavo? Signor no. E cosa stavate facendo? Stavo montando la guardia al cane. Al cane? E voi montate la guardia al cane da guardia vestito da vicino? Signor sì, perché il cane si chiama Neus. Ai, Goyo, bamba. Aiocco. Il bagno è libero. Ai, Goyo, bamba. Aiocco. Goyo, bamba. Ma che cosa sta facendo quello lì? L'uomo? Ai, Goyo, bamba. Che vergogna. Aiocco. Ai, Goyo, bamba. Aiocco. Ai, Goyo, bamba. Ai, Goyo, bamba. Ai, Goyo, bamba. Ai, Goyo, bamba. Oh, finalmente. Dove sarà la borsa? Sarà sotto il divano? Ah, forse nel cassetto? Aiocco. Ma la mia borsa! La borsa è mia, l'ha buttata a me! Ma voi chi siete? La borsa è mia, Giovanò! Ma che Giovanò? Io sono il commendator Garlandi! Commendator Garlandi? Sì. Ci passato ora! Bravo, Valdi. Mi compiaccio. Ultima porta a destra. Glielo voglio dire subito. Tesoro. Amore, apri. Sono io. Voglio che c'è qui. Dove siamo? Siamo qui. Credo di essere di là. Quella. Ma non mi hai mai baciato così? Perché mi hai fatto aspettare così tanto tempo? Perché tu mi aspettavi? Perché non lo sapevi. Ci siamo, Oida. E io ho fatto anche la fotografia qua. Autista. Oh, questo poi. Da deve essere una bella mortificazione per lo, Ma non parli bolognese. Ah, bravi! Bravissimi! Cosa fa lei nella mia stanza? Lei è stata! Sì, ecco, fate anche la commedia adesso! Ma io credevo che fossi tu! Sì, Paolo. ero io che credevo ad ogni che fosse modo, un'altra. silenzio! Io credevo che fossi tu! Ad ogni modo, i miei complimenti, cara Gioia! Proprio non credevo che te lo facessi con l'autista! Ma quando gridare? Io, giù con le mani, Giù con le mani! Giù con le mani! Giù, ma che no? Vergognata! Giù con le mani! Giù con le mani lì! Basta! No! È ora di finire! E giù con le mani, ho detto! Ma io erbo! No! Giù con le mani! Ma basta! Ci siamo! Libro e corro! Finalmente la costanza è premiata! Prima! Signorina, glielo dicevo io! La volpe è stata presa nella sua tana! Beh, cosa è successo, Niente! Niente, prego. Se non fossimo tra persone per bene, io dovrei dirvi di aver scoperto la signora con l'autista. Signore, la prego. Siccome siamo tra gentiluomini, devo dire che non è successo niente. Ma non è successo niente! Sì che è successo! C'ho anche la fotografia qui dentro. Lei, così piccola e già così bolognese bugiarda! Mi senta, per cortesia, ti prego, ti prego. Scriva l'autista con la signorina! Cosa c'è? Ademi! Ci siamo tutti? Sì? Proprio tutti? Sì?
Allora è libero questa volta. Cosa c'ha? Cosa c'ha? Fammi adesso andare! Ma io non sono l'amante di Gioia Kelly, è stato tutto un equivoco. Ma sì, caro, ti credo, ma dimmi un po', è una bella femmina. Beh, dirò, è piuttosto... Ma cosa c'entra questo? Io devo chiarire tutto con Lisetta, devo parlarne. Le risette della zia. E poi giovanotto io ho l'impressione che sia troppo tardi. Perché troppo tardi? Eh sì, perché domani alle 11 Caterina e Alfonso si sposano. E alla stessa ora mia figlia si sposa con Garlandi. Lisetta con Garlandi? Ma come? Ma se non se ne sa niente, gli annunci... Ha fatto tutte lei partecipazioni di cose, vedi? Qui dovrei essere testimone. Qui dovrei essere il padre felice. E invece non so che cosa farei per non essere il suocero di quell'uomo che odio. Ma è impossibile, bisognerà pur fare qualche cosa. Lisetta non può sposare quell'uomo. Giovanotto, fino all'ultimo momento io non perdo la speranza. Ecco, per esempio, basterebbe che quei leoni mi restituissero il braccialetto di brillanti. Con riconoscenza? Dicono che erano riconoscenti, è una storia. 20 anni fa qui a Bologna arrivò il circo Schneider. Fallivano, morivano di fame. Mi fecero pena. In quel momento non avevo contanti. Allora diedi alla signora Schneider un braccialetto di brillanti che allora valeva 1 milione. 50 o 60 milioni di oggi. Giovanò, pensare che in questi giorni quei leoni, quel circo e quel braccialetto stanno a Modena. Peggio di così non poteva andare. Perché non siete capaci di combinare niente di buono. Ma perché tu sei stato capace di combinare qualche cosa? Almeno io ho fatto una Carmen Miranda che ne ha parlato pure il Corriere della Sera. Come, ho letto, originale truffa andata a male. Originale. Ma fammi piacere, originale. Sì, quando faccio qualche cosa io è sempre originale. Sembra male è andata. Guarda che c'è gli San per la speranza e qui De Mario, andate. Già, dove sono andati a finire quei due? Poi andate da un tizio per combinare un grande affare e hanno l'idea di mettere insieme 5 milioni. Qui, eccoli, sono loro. Guardate. Ma come sono vestiti? Vedi, detto, chiudete il locale. Ma come? In nome della legge, chiudete il locale, siamo in... Ma che avete combinato? Che è stato? Allora, tu... Ma no, dopo, io aspetto. Ma che no? Di là, là dentro. Brigadiere nostro. Brigadiere. Parli col brigadiere. Hai bisogno di qualche cosa, brigadiere? Ah, avete visto quei due? Ma quali due? Quei due vostri clienti. Mari il signore e Guidi il morto di fame. No, è tanto tempo. tanto tempo. Perché? Hanno il mandato di cattura. Ma perché? Hanno forse commesso qualche sciocchezza? Qualche sciocchezza. Quelli hanno commesso 60 reati. Sorbole! 60? Salute. Lo faccio sentire. Dunque, violazione di domicilio, abuso di assise militare, falsi in atto pubblico, circonvenzione di incapace, millandata credite, ingiurie e percosso. Anche ingiurie e percosso. Ma del percosso l'hanno preso loro, non l'hanno dato. Hanno abbuscato. Come sembra. Sì, ma lui, brigadiere... Brigadiere, scusate, ma scusate una cosa, ma hanno fatto tutti insieme. dovevano commettere solo una bigiata, la profanazione del tombe, da cadavere, e poi l'avevano commesso tutte, capi? Cosa vuole che ci dica, brigadiere? Noi non li abbiamo visti. È tanto tempo che non li vediamo. Tanto tempo. Ma se per caso li vedete, ditegli che quelle riviste carabinieri che si sono messe addosso, quelli sono carabinieri del Pepe. Del che? Del Pepe. Te l'avevo detto che erano del Papa. Brigadiere, Brigadiere. E Bisanquella ha bisogno di qualche cosa. No, grazie. Ecco Martire, va. Cosa fate così consati voi? Che succede? Non c'è che dire, come nostri abbiamo fatto abbastanza schifo. Possiamo anche sputarci in faccia. Una debacle. Beh, ragazzi, quello che abbiamo fatto finora non ha importanza. Piuttosto è arrivato il grande momento. Presto si va a Modena. A Modena? A Modena. Ma abbiamo fatto i soldi a Milano, li facciamo a Modena. Non a Modena per Modena, si va tutti al circo equestre. Al circo equestre? Al circo equestre. Qua, da questa parte, chi sta all'ingresso? Noi vorremmo parlare con la signora Anita Flover. È in casa, cioè nel carrozzone? Nein, keine, niente possibile, ab mich! Noi volevo parlare con signora
signora! Ja, ich habe Frustena vero, capite? Per nicht possibile. Raus, Mensch, raus! Raus, sarai tu mamma del solito. È tutta razzatoia, saglienda e scellena. Paesano, come stai? Allora non sei Teutone! No, sono Napolo, Teutone. Oh, questo semplifica tutto. Adesso Che noi semplifica? Iadovini. Ehi, noi dobbiamo parlare con la signora a tutti i costi. Ma voi siete pazzi, quello il marito è gelosissimo. Se vi trova, che chi lo so che succede? Poi gli italiani, dice, gli italiani sono tutti seduttori, non vedete che per sta qua io faccio il Deutsch. Ma sei Fennari, qua dobbiamo parlare assolutamente con la signora, è importante, si tratta di vita o di morte. Se vi trovi il padrone, si tratta solamente di morte. Beh, senti un po', io non ho paura. Qual è il carrozzone della signora? Il terzo là in fondo, a sinistra, dopo Il gli elefanti. terzo a sinistra, va Io non ho bene. detto niente, Va però. bene, grazie. Lo avvertite. Oh, di voi chi viene con me? Lui. E perché proprio? Sei il più brutto, non susciti gelosia. Non te mangiai i leoni, sono indigesto. Ma è proprio cattivo. Altro che mo viene pure la notte, se fra un'ora non sono qua, avvertite o la polizia o la Croce Rossa. Mamma mia, bene. È un boss, il padrone. Io non mi conosco, non vi conosci, Ehi, chi è quello? È il padrone. E cosa stavate facendo? Stavo parlando con la moglie. E perché non vi siete ribellati? Ma quello spara sul serio. Altro che se spara. Ma stasera gli 8 volanti 8 saranno 8 volanti 6. Noi ce ne andiamo. E ci va lui sul trapezio stasera. Povero Walter. È il morto di fame e memoria di botte stavolta. Mamma mia. Oh, Raus. Auf Wiedersehen. Ma lei è pazzo, che cosa fai qui? Mi scusi signora, una sola parola per favore. Zitto, per piacere, fate presto perché sennò qua ci scappa il morto. Sì, E così la situazione è questa. Come vede è disperata e l'unica salvezza è di avere quel braccialetto. A meno che non sia stato venduto. Il braccialetto non è stato mai venduto. Ah no? No, mia madre lo impegnò per salvare il circo. Poi lo riscattò subito. E allora adesso dove è andato a finire? Ma ce l'ho io, perché dovevo riconsegnarlo al barone. Oh Dio mio, così il miracolo è avvenuto. E adesso lei se lo darà. Lei si fida di me, no? Sì, volentieri. Cosa sei ancora? Il braccialetto è nella cassaforte di mio marito. Lo metto solamente per le serate di gala. Ma non c'è un modo, non so. Non si preoccupi, ci riusciremo. Speriamo. Il sultano, chiaro un capote. Jawohl, gut. Walter! Signorino, Del resto il primo grande amore non si scorda mai. Nita! Was ist los? Gar nichts ist ja los. Einfach Leute, die hergekommen sind, die mit mir gesprochen haben, sind Jagdisten. Kameraden wie uns, weißt du. Artista. Ja. Fliegende. Artista fliegen. Volare? Fliegen? Ja. Fliegen. Ja. Gut. Artisten. Fliegen? Fliegen, ja, fliegen. Gut. Ma chissà dove saranno andati a finire. Qui dentro non ci sono. Cosa vuoi che stiano qua dentro? Si è fatto tardi, io sto in pensiero. E cosa vuoi che ti dica? Andiamo a vedere in qualche altro posto. Andiamo. Mamma mia. Senti, è cominciata la rappresentazione. Io sto in pensiero con tutte queste bestie, leoni, tigri. Quello è cattivo, bisogna trovarli. Chissà che brutta fine faranno. Andiamo là, va. Andiamo. Eccoli qua. Guido,
Walter, riconosco il suo sorriso. Ma no, ma chi gli ha dato al socio mio tutta sta ciccia? Questa è la carne per i leoni, non li possono aver ammazzati. Si sarebbero sentiti strilli, i botti. Magari li avranno strozzati. Puoi vedere che l'hanno messi dentro la gabbia dei leoni? No, Che è successo? Oh, mamma mia, Che è successo? non vi preoccupate. Tu pensa a loro due, sì. Io penso a questo. Calma, calmatevi, Ma non vi preoccupate. Ma che sarà successo? Un disastro, hai visto com'è pallido questo? Artisten, eh? Ja, Flieger. Good. Good. Jawohl. Che cosa è successo? Come vi siete Ma noi metta giù le mani. sono Daniele! No, Mario! Che è successo? Ma che ridi? Dici che è successo? Ti stiamo preparando un tiro. Che cosa? Prima del nostro numero c'è il numero dei cavalli, lo fa il padrone. Durante il numero dei cavalli la signora si appoggia al braccialetto e non ce la battiamo. Oh, meno male! E io mi credo che volevate fare i volanti! E che? C'ho la faccia da scemo lui? Sì. Hai visto che ti ha fatto bene a non mangiarsi, no come facevi il volante? Preparatevi per il vostro numero, presto! Come? In pista! In pista! No. Ah, no, c'è uno sbaglio. Guarda che lei non sa il programma. Prima del nostro numero c'è il suo dei cavalli. Dai! La direzione ha diritto di cambiare o sopprimere qualsiasi numero del programma. Sopprimere, capito? Allora le spiego, guardi che c'è un equivoco. Io e lui non... Io ho trovato voi carrozza mia moglie. Non buono. Vabbè. O vuoi essere artisten per volare? Sia buono. O non essere artisten per morire? Walter, come fai adesso? Io l'ho detto che mi scappava il morto. Ecco, adesso dobbiamo fare pure la colletta per i funerali. Su, che coraggio, amici! Coraggio! Salire o morire. Salite per piacere, non mi rovinate, tanto poi ci penso io, mando una bella letterina alle vostre famiglie con condoglianze. Io non salgo perché poi la letterina lui non la manda. Non la facciamo scrivere noi. Sì, che non viene al funerale è una caronta. Veniamo. Ma io preferisco morire di fame. È una parola, ecco lo sparatore. Salire o morire. Salire. C'è la rete!
bravo. Dite noi? Sì! Davol! Ecco, e invece io non ci vado. Forse lui. No, neanch'io. Ecco, allora nessuno dei due. Hop, allora voi. Hop, hop, hop. Ale, hop. Digli hop. Hop, hop. Guarda, la signora ti chiama. Ah, saranno le 22:18 circa. Ma no, il bracciale! Il bracciale! Adesso vengo, vado a sentire. No, che ti fai male! Non importa. Poi c'è la rete. Ma lasciami andare! Ma viva Dio, siamo artisti, viva Dio! Ma puoi cadere! Ma vecchio cialtrone, giù le mani! C'è la rete. Ho avuto un contrattempo, scusi. Loslassen! Lasciare andare! No, di sinistra lascia andare! Ma deve dentro! Vabbè, per non farvi torto, li lascio andare tutti e due. Meno male. Insomma, siete volanti o non siete volanti? Siamo artisti, viva Dio, siamo artisti. Benissimo, allora passi. Passi di qua. Oh. Coraggio. È alto, Coraggio, andiamo. Ale. Oh. Sono caduti in rete. Sembrano dei pesciolini. Adesso siamo rimasti soli. Non guardare in basso, è pericoloso. Vengono le vertigini, guarda in aria. Levare la rete! Oh, no, dai! Levare la rete! Guarda che non si fa tempo a guardare su un momento, ti pregano subito la rete. Rimettete la rete lì! Rimettete la rete a posto, porta disgrazia di venerdì levarla. Ma è mercoledì oggi. Allora hanno ragione loro. Los, sprechen! Jawohl. Gentili signore und gentili signora, la direzione del circo ha il piacere e l'onore di presentarvi un esercizio pericolosissimo, il doppio salto mortale senza rete, è un salto molto mortale, mai eseguito prima di oggi e mai eseguito dopo di oggi. Andare via dalla pista perché è molto pericoloso stare sotto, e staccennare ci vanno a sapone. Che faranno senza rete? Ci giochiamo. Aspetta che vado a prendere la scaletta così scendiamo. Non andar via, guarda che aspettami. Non andar via che poi torno tu non ci sei. Cretino. Eccolo. Cretini! Scherzi di dubbio gusto. Cosa c'ha da ridere lei? Cretino! Sì, cretino! Venga su, uno che ride, venga su lei. Magari rideremo noi. Adesso però ride lui. Ad ogni modo meglio che ridano di noi vivi che non che ci piangano morti. Cosa ride? Anche non ridono tu, anche questi di qua.
Non c'è uno Dio pompiere! Mandi qua con la scala! Mi sento una farfalla! Io ti chiamo! Vieni qua, Pordenone, vieni qua! Dimmi, adesso ci faccio una bella imitazione! Molto lunga! Ma hai sentito, Mario? Che spiritaccio che hai! Una gallina paduana! Sentiamo una gallina padovana lunga! Sì! Nino, che gallina è questa? Questa è una gallina paduana nella pentola che bolle per fare il brodo! Nino, che gallina! Vieni qua! Hai un'altra imitazione! Una 10 imitazioni! Basta, vieni a lavorare! Lavorare! Direttore, cosa fa? Questo non ce lo fa. Non ce lo faccia se non le serbiamo rancore, vero? Vero che gli serbiamo rancore? Sì. Spero che ci vuole levare la pedana, ma che stupidello! Certi cretini! Direttore, cosa fa? Non faccia così, abbiamo una madre! Oh! Attenzione! Arriva il trapezio! È meglio pigliarsi al trapezio, sai? Eccolo qua! Prendi per un braccio! Anche l'altro! Levalo di lì, levalo! Guarda che mi tocca! L'altro braccio lì! L'altro braccio! Raccomandati a Dio! Ciao Walter! Addio Guido! Dove ci vediamo? In alto! Non ce la faccio più! Neanch'io! Dopo finale ti do abbracciarti. Sì, bene. Sì. Bravissimi! Eravate tutti d'accordo. No. Guardi, io e lui... No, ma no. Quasi ci cascavo anche io. Bellissimo spettacolo. Jawohl. Sentire che è successo? Un numero di soddisfazione. Grande soddisfazione. Dopo spettacolo io fare a voi contratto per un anno. Oh, ce lo meritiamo. Fare questo esercizio 2 volte al giorno. Così poco. Alla domenica 3. Meno male. Preparatevi per il finale. Sì, è il finale. Sto scommettendo pure io. Non fa niente che ci arrivesse una 1000 lire. Perché? Eh sì, perché io avevo scommesso. Che cosa hai scommesso? Come avevo scommesso 1000 lire che morivate tutti di sicuro proprio. Non sei un napoletano, tu sei un capone iettato. No, non Indiani e cowboy in pista. Personale dello zoo prepararsi per l'intervallo. Personale dello zoo prepararsi per l'intervallo. Ecco i gioielli, buona fortuna! Grazie. A cavallo, ragazzi! Sì, ma non di qua, da questa parte. Tu sarai il tuo padrone, ciao. Vengo anch'io! Brava! Salutami mio marito, ein großen Kuss, eh? Jawohl, auf Wiedersehen. State pure, paesani, salutami a Napoli. Grazie. Salutami a Soreta. Grazie. E beccane questo. Arrivederci, buon viaggio. Arrivederci. Così interviste. Allenbeck. E mia moglie può essere. Andata via anche lei. Scarezzone, cosa avete detto? No, niente. Salutami a Napoli, salutami a Soreta e beccate questo.
cos'è? Carnevale? No, signore, non è carnevale. Ho capito, arrivano i nostri. Non arrivano, dobbiamo partire. A che ora parte il treno per Bologna? Dopodomani a quest'ora. E perché dopodomani? È perché c'è lo sciopero. Sciopero? Fascistas! Ma che fascista, De Zitto? In poche parole, i treni oggi non vanno. E come facciamo? Ragazzi, è venuta l'ora di agire. Vanno i treni? No! Vanno i cavalli? Sì! Allora in treno, a cavallo! E i nostri partono. Ma arriveranno in tempo? Sono le 11:05. Nell'anticamera dell'ufficio matrimoni al municipio, Garlandi passeggia nervosamente perché la coppia che lo precede la tira un po' per le lunghe. Infatti, Caterina e Alfonso, che sono stati avvertiti dell'arrivo dei nostri, stanno facendo di tutto per guadagnare tempo. Ma insomma, vi volete sposare, sì o no? Sì. E se non vi decidete, vi caccio fuori. Ma ci sono delle altre coppie di là che aspettano i vostri comodi. Ma guarda che vice assessore nervoso ci è capitato. Ma vede, il matrimonio è una cosa seria, bisogna pensarci sopra. Ma se vi pensate prima, potevate pensarsi prima. Dobbiamo pensare. Ma le belle mesaure che state qui, andiamo, da capo. Da capo. E lei, la signorina Caterina Menarini? Un momento, signor vice assessore, signora. Come, signora? Se ancora vi dovete sposare. Ah, ma io sono vedova. Il mio defunto marito era il povero e compianto cavaliere Achille Rombini. È vero. Sì, beh, ma scusa, sai, ma cosa vuoi che se ne importa a lui e di tuo marito? Lascialo stare. Lo vedi, signor lei vice assessore. Tutte le volte che parlo di mio marito, ecco che lui cerca di buttare del fango sulla sua sacrosanta memoria. Ma scusi, secca, vabbè, pazienza, ma perché ogni tanto mi tiri in ballo tuo marito? Perché lo tiro in ballo? Perché lui sì che veramente era un uomo. Ma a me chi sa, una donna forse. Ah, capito, signor assessore. Io sono una donna. Ecco, scriva sul suo registro che lo sposo è la signorina Alfonsina Tacchinetti. Arrivano i nostri a cavallo d'un cavallo, arrivano i nostri con in veste il generale, e il nobile Pancio che ha preso lo slancio, facendo il cappello nel vento sventolare. Arrivano i nostri giù dai monti del Far West, arriva dal nord al sud. Ma si può sapere che sta succedendo là dentro? Senta, io sono disposto a pagare purché si sbrighino. Mi dispiace, ma non c'è niente da fare. No, come si chiama quell'assessore? Io lo faccio destituire. Fuori! Tanto, signor vice assessore, guarda, io li conosco bene, questi lo fanno apposta. Cioè, voglio dire, non lo fanno apposta. Insomma, si vogliono veramente bene, vogliono sposarsi, via. Allora, lei? Grazie. Dove siamo rimasti? Siete contento di sposare la qui presente Caterina Menarini? Dovrei dire di sì. Ampere? No, mi dispiace, ma non lo dico a me. E perché? No, perché a voi che le dica prima lì. Sì, ma il regolamento, andiamo, tocca prima lei. No, io voglio essere sicuro, Sanaldì, io non lo dico. Vade, a che giocano? A che gioco giochiamo? È un vergogna brisa, non vi vergognate la vostra età. Un momento, non vorrà mica insinuare che io sono vecchia, signor vice assessore. Ma che vice assessore? Basta! Insomma, io sono il vice assessore, sì, ma qui fungo da assessore. A proposito di funghi, ho un vignemat che dovrei andare a comprare dei funghi porcini, che sono così buoni. Invece io ti consiglio i prataioli, che sono più economici e fanno più riuscire. Basta! Ma perché fa così? Non le piacciono i funghi? No, non piace brisa, non mi piace. Mi fanno male. Sì, mi fanno bene, mi fanno male. Ma che sono così buoni, Raticola. Arrivano i nostri a cavallo d'un cavallo, arrivano i nostri con in testa il generale, e il nobile Pancio. Ecco, roba dell'altro mondo. Si calmi, cara signora. E va bene, ma i testimoni? Io sono... Una lei e l'altro. Dov'è l'altro testimone? Già, dov'è l'altro testimonio? Dov'è l'altro testimone? Dov'è l'altro testimone? Siete voi l'altro testimone. Va bene, non facciamo confusione. Andiamo, sbrighiamoci. Calma, che sbrighiamoci? Le cose vanno fatte con oculatezza. Rispettiamo la frase codificata e non ne mettiamo né com né capoverso. Allora? Va bene, allora calma, signor assessore. Beh, hai da fare con complicatore nel comodo tale che tutto conoscono. C'è poco da trattare così. Calma, Ah, meno male. Ma che fa? Oh, anche il vigile ci voleva. Ma no, ma li lasci passare. Hanno corso tutta la notte. Il municipio è qui di fronte. Li lasci passare. Ci permette di ringraziarla, signor vice. Ho perso la pazienza. E allora... grazie. Andiamo. Prego, signore. Che peccato. È un vero peccato. E pensare che sono qui a 2 passi. Se non c'era il vigile. Presto, signor vigile, presto, li lasci passare. Oh, grazie, signor vigile. Molto gentile. Speriamo che passino in tempo. Presto, ragazzi, presto. Bene, bravi, prego.
signorina Lisetta. No! Ragazzi! Hai venuto il posto, grazie! Lisetta! Lei non è il commendator Garlandi? Quello dei 20.000 maiali. Sì. Scusi, lei non è quello che si è fatto tutto da sé? Sì, e allora? Ma cosa? Doveva farsi più furbo! Mario! Rosetta? Mario! Rosetta! Eppure li avevamo lasciati qui. Ma dove sarà? Mario! Guardalo lì come si è cacciato. Rosetta! Ah, vieni qui da bambina, vieni subito qui. Oh, ma che bella che ti sei fatta. Ehi, cosa vuol dire quel fiocco in testa alla bambina? Hai ragione. Scusa, Rosetta, ma papà non vuole i fiocchi in testa alle bambine.